Dopo la Sardegna, anche la Sicilia chiede il patentino sanitario per entrare nell'isola. In caso contrario scatterebbe la quarantena. Tutto questo a meno di una settimana dal prossimo 3 giugno che stabilisce la libera circolazione tra le regioni. Nei giorni scorsi il presidente Nello Musumeci, parlando al condizionale, aveva dichiarato: servirebbe una sorta di patente per i turisti, si tratta di definire il criterio, ma si tratta di soluzione parziale perché il virus continua ad essere presente anche in soggetti asintomatici. Credo che bisognerà adottare una soluzione, intanto pensiamo ad un turismo autoctono composto da siciliani che si muovono da un posto all'altro della Sicilia. Stiamo parlando di milioni di persone. Questa frase non è piaciuta al sindaco di Milano Sala che ha maldigerito il pensiero del governatore siciliano. Vedo che alcuni presidenti di regione, come Toti Liguria, dice accoglierò a braccia aperte i milanesi. Altri, non li cito, parlano di patente di immunità. Ora parlo da cittadino ancora prima che da primo cittadino. Io quando deciderò dove andare per un weekend o una vacanza, me ne ricorderò. Se Sicilia e Sardegna frenano, il motivo è dovuto all'alto numero di contagi presenti soprattutto nel nord-ovest. Tanto dipende da dati fondamentali che arriveranno questo venerdì 29 maggio per stabilire se potranno essere autorizzati o meno gli spostamenti. Chiaramente gli esperti si prenderanno del tempo, si parla di 24-36 ore, per vedere l'andamento della curva e solo allora si riunirà il governo per decidere. Come si può notare, permane molta incertezza e c'è il rischio che la Lombardia, ma anche Piemonte e probabilmente anche l'Emilia-Romagna rischiano di rimanere isolate. Ma c'è da tenere in considerazione l'indice di contagio, il numero dei tamponi fatti e le persone che si trovano in terapia intensiva. Sulla questione si registra l'intervento del ministro degli affari regionali Boccia, il quale dichiara che una regione non può adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone. Se tutte le regioni ripartono senza distinzione sul profilo dei cittadini di ogni regione, la distinzione tra i cittadini di una città rispetto all'altra non è prevista. Se siamo sani ci muoviamo. Diverso è prevedere una fase di quarantena, ma non siamo in quella condizione. Ed anche in quel caso ci vuole un accordo tra le parti. In poche parole, tutto rimane in alto mare in attesa di tempi migliori.